Michele Catanzaro, inaugurazione del Comitato Elettorale ad Agrigento, le ragioni della sua candidatura quali sono? Le ragioni della mia candidatura sono delle ragioni molto semplici, quello di volersi impegnare per il proprio territorio, perché sono convinto che possiamo realmente portare quello che sia l'innovazione rispetto a quello che è questo territorio avuto in questi anni. Noi rappresentiamo un futuro che guarda in avanti e in prospettiva con l'impegno di occuparsi realmente per il proprio territorio e quindi dare un forte contributo a questa terra che comunque in questi anni ha grande difficoltà. Un pensiero a tutti, sono molti giovani, siccome io ho 36 anni, ritengo che proprio ci vuole un ricambio importante e quindi mi sento di essere molto vicino a quello che sia la mia generazione e chiedo anzi con forza un appello ai tanti giovani per dare forza a questa candidatura. Le priorità della provincia di Agrigento sono tante, le sue prime priorità una volta che magari sarà eletto per la nostra provincia? Ma guardi, una delle priorità di questa provincia, proprio l'ho appena detto, che è quella dell'occupazione. Bisogna lavorare in maniera serrata su quello che sia l'occupazione giovanile, però me ne viene un'altra così al volo che è una priorità dal mio punto di vista fondamentale. Noi abbiamo una rete stradale davvero ridotta male, cioè la comunicazione in questa provincia è molto difficile. Poi siamo qua ad Agrigento, fino a qualche settimana fa ho fatto proprio un comunicato stampa perché dobbiamo elevare Agrigento a capitale della cultura 2020, quindi questa è una cosa di fondamentale importanza. E poi voglio dire che Agrigento ha tantissime risorse monumentali importanti e archeologiche, quindi dobbiamo lavorare molto sul turismo, su quello che sia l'aspetto agricolo e ittico-conserviero e quindi della pesca. Dico, sono tante le cose che si possono fare in questa provincia e la cosa che mi dispiace è che chi ha avuto la possibilità dal mio punto di vista ha fallito e quindi è giusto che si dia spazio ad una nuova classe dirigente e spero che in questa nuova classe dirigente ci sia la mia persona, che non è Michele Catanzaro ma è un progetto politico importante. Uno dei dati più sconfortanti da quello che si prevede è che la gente non andrà a votare. In questo caso qual è il suo appello? Questo secondo me è una cosa molto triste, perché questo significa che la gente è disaffezionata alla politica, quindi bisognerebbe da parte di chi oggi è stato rappresentante delle istituzioni fare un mea culpa e fare una grande riflessione, perché se la gente è stanca e non vuole andare a votare significa che non crede più in quello che sia la politica, ma soprattutto io dico i politici. Allora l'appello che io voglio fare ai cittadini liberi, tutti i cittadini, è quello di andare a votare ed esprimere comunque il loro consenso.